Sicuramente penso che sarà un governo in cui si farà molta fatica ad amministrare, perché ci sono forze politiche che per anni si sono dette di tutto e di più e che oggi si ritrovano unite dall'unico nemico a governare un paese. Governare non è semplice, bisogna dare risposte ai cittadini e credo che in realtà questo accordo innaturale avvantaggerà Le Pen durante le elezioni presidenziali fra 2 anni. Insomma, anche per la Lega Veneta, quello che lo stesso Jordan Bardella ha definito come l'accordo del disonore tra sinistra di Mélenchon e macroniani potrebbe rivelarsi un boomerang. La vera partita è quella per l'Eliseo nel 2027. Difficile sostenere poi che la Francia da destra sia passata a sinistra in una settimana. Non sono solito seguire questo tipo di variazioni di pensiero da una settimana all'altra. Io guardo i dati dimostrano che il partito della Le Pen ha raggiunto il 40% dei consensi da solo, il consenso più alto rispetto a tutti gli altri partiti. Diametralmente opposta all'analisi del Partito Democratico, per cui il voto francese ha più significati. Dimostra innanzitutto che questa ondata nera si può fermare, che di fronte all'avanzata che sembrava esserci della destra sovranista e nazionalista hanno risposto i valori democratici e quelli della sinistra. È un fatto molto importante per la Francia, è molto importante per l'Europa. Ma il segnale, dice Martella, è anche per l'Italia. La destra si può battere, bisogna essere uniti, avere delle politiche comuni e avere la capacità di essere forti sul terreno dei valori.